Allora, benvenuti al Cabudan de Sos Poetas. Facciamo una breve introduzione prima di iniziare il laboratorio. Quindi qui ci sono Mario e Azzurra che daranno appunto l'inizio al festival. Allora, proprio pochi minuti di presentazione del festival, non farò neanche una vera e propria presentazione, diciamo piuttosto la formula. Si inaugurano l'11ª edizione del Cabudan de Sos Poetas come alle Olimpiadi. Voglio solo esprimere la soddisfazione per il fatto che anche quest'anno siamo riusciti a fare il festival. Quest'anno è stata una delle annate più difficili, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Fare un festival non è facile, fare un festival a Seneghe ugualmente non è facile. Io credo che potremo continuare ad andare avanti se darete tutti una mano, se esprimerete una partecipazione che non dovrebbe essere solo di soldi, anche se di soldi abbiamo bisogno e forse saremo anche troppo insistenti nel chiederveli quest'anno, ma purtroppo siamo costretti a farlo. Diciamo che chiediamo anche qualcosa di più e di più importante, cioè la solidarietà e anche uno spirito comune, cioè l'idea che dobbiamo essere tutti insieme, dobbiamo avere uno spirito di unità, di sentirci tutti seneghesi e tutti dentro la stessa avventura, identificarci con questo festival. Il festival è stato elaborato, costruito con l'attività di Perda Zonadora, del suo direttivo. Io ringrazio molto i nuovi componenti del direttivo che hanno consentito appunto di andare avanti, cioè di far fronte ai problemi anche nei momenti più difficili. E una grossa mano ce l'ha dato Azzurra D'Agostino, che rappresenta un importante contributo alla direzione artistica, ma anche la creazione di un rapporto, di un legame con altri festival nazionali che ci consentono di aprirci, di spaziare e di avere collaborazioni molto fruttuose come credo che sia stato quest'anno. Quindi dirà qualcosa Azzurra prima di passare di nuovo la parola a Roberto. Ma evidentemente mi sento un po' seneghese anch'io, anche se non sono nata qui, però è il quinto anno che per un motivo o per l'altro passo di qua e sono venuta a volte a leggere, quest'anno invece a portare l'esperienza del continente, nel senso che da quest'anno appunto il Cabudan è gemellato con due festival che hanno caratteristiche comuni pur essendo veramente molto diversi e molto lontani, perché il primo gemellaggio è con la stazione di Topolò, che è un paesino dal nome Buffo che è in Slovenia, praticamente vicino alla Slovenia, al confine friulano, e l'altro si chiama L'importanza di essere piccoli, è un festival dell'Appennino tosco-emiliano e che si muove nei piccoli borghi dell'Appennino, appunto tra Bologna e Firenze. La cosa che hanno in comune è la presenza di persone come siamo noi adesso, cioè persone che magari non sono addetti ai lavori per forza, ma che vivono un paese, se lo prendono a cuore e condividono lo stare insieme attraverso delle cose speciali, veramente speciali, come sono la poesia, la musica e laboratori come quello che stiamo per vedere, per cui io vi ringrazio moltissimo e vi auguro un buon Cabudan. Questa è la divisa dello psicopompo. Sapete cos'è lo psicopompo? È quella creatura mitologica dell'antica Grecia che conduceva e traghettava le anime nell'oltretomba. Ora, prima di iniziare questa prima giornata dedicata all'inferno, dove io naturalmente vi traghetterò,
volevo dire due cose prima di passare ai ringraziamenti. Una è porre ancora l'accento su questa collaborazione con i festival che vi diceva prima Azzurra. L'importanza di essere piccoli per me è un titolo capolavoro, che Seneghe se lo dovrebbe scolpire non nel marmo, nel cervello. L'importanza di essere piccoli. L'altra cosa è una cosa che ho ripetuto già in alcune interviste e che c'è anche scritto nel foglio che forse vi è stato consegnato. Il fatto di dare importanza alla durata delle cose. Allora, il festival è 11 anni che c'è. Non pensiate che ci siano tanti altri esempi di festival così piccoli e contemporaneamente così importanti che abbiano così tanta durata. Si vuole ogni tanto creare, far nascere cose nuove invece di proteggere quelle che ci sono già. Questo è fondamentale, dare durata alle cose. La durata ha permesso, ad esempio, al laboratorio della non scuola, che ormai molti di voi avranno già visto, in 8 anni, lo ripeto ogni volta, ma il numero cresce sempre di più, siamo partiti 8 anni fa lavorando con 5 ragazzi. Quest'anno i ragazzi sono 50. 50 ragazzi in un piccolo paese, è un miracolo. È un miracolo. Altra cosa, poi passo ai ringraziamenti, è che quest'anno, come forse voi sapete, abbiamo voluto fare esplodere il festival. Quindi oltre ai 50 ragazzi si sono aggiunti altri 50 seneghesi appartenenti alle varie associazioni che hanno dato fuoco. Io ve l'avevo detto l'anno scorso che volevo dare fuoco al paese e noi ce l'abbiamo dato fuoco, l'abbiamo incendiato di vita questo laboratorio con 100 persone coinvolte. Il titolo Fantasia Seneghese, Fantasia col PH, proprio perché volevo dare l'idea del mostrare quanta fantasia c'è a Seneghe, ok? E quanta vita c'è a Seneghe. Detto questo, passo ai ringraziamenti e poi iniziamo con i lavori. Allora, quindi ringrazio, poi ringrazierò tutti i giorni le varie associazioni e le varie persone che si sono spese a lavorare insieme a noi. Quindi ringrazio tutte le associazioni coinvolte, assolutamente, ringrazio voi che siete venuti così tanti, ringrazio in particolar modo però Mondo, che anche quest'anno, Raimondo sai che ci presta alcuni dei suoi fantastici strumenti, altra bellezza seneghese. Ringrazio Domenico Cuveddu che anche quest'anno trasforma il suo laboratorio di ceramica in un camerino teatrale. E poi ringrazio un mio amico e socio e collaboratore che ho chiamato qui da Ravenna perché gestire 100 persone ero un po' spaventato, quindi ho chiamato i rinforzi e chiedo di venire qua a Simone Marzocchi. Che è un eccelso musicista e compositore. Però prima e qui ci sarà un passaggio di consegne, oggi lo farà lui lo psicopompo, quindi passerò a lui la giacchetta. Il ringraziamento ultimo, definitivo, è a chi mi ha fatto venire qua 8 anni fa, che è una collaboratrice storica del festival, che si muove dietro le quinte, che è una ragazza sarda di Simagis, che è Silvia Loddo. Passo la divisa da psicopompo al maestro e per iniziare questo primo giorno di 3 giorni dove vedrete saranno diversissimi l'uno dall'altro, avranno note e colori completamente diverse, mentre oggi è assolutamente il laboratorio non scuola che siete anche abituati a vedere, quindi uguale ma diverso. I prossimi 2 giorni saranno cose molto diverse. Abbiamo lavorato in modi sorprendenti, direi, con i ragazzi. Quindi per iniziare questo nostro inferno chiamo il coro del Montiferro guidati dal maestro Lotta.
Guardate, guardate, sto guardando. Vedete? Ecco qua, ok, va bene. Vedete, vi arrangiate. C'è il video di una farfalla che piscia, c'è. Non ha finito! Guardate. C'è il video di un ragazzo che si mette la maglietta al posto dei pantaloni. Non è finito! C'è il video che ha marcato la storia del 2015. Un vulcano fa esplodere merda! Ragazzi! Selfie con i vecchietti! Ecco, vecchietti! Selfie col pubblico! Dai, per favore, perché non vi staccate da quella cavolo di cosa? Avete sempre quella cavolo di cosa in mano. Piuttosto, perché non ce ne andiamo in piazza di chiesa? Ci sediamo, chiacchieriamo e facciamo altro. Ragazzi, ce la c'è! Non me la sognata già! Le partite del cerchio adesso non si fanno un cavolo qua, è meglio ascoltare musica. Pronti? 1, 2, 3! Dai, per piacere, scendiamo al campo. Porto il pallone io. Facciamo 5 contro 5 e ci scambiamo perché siamo in tanti, va bene? No! Cioè, ragazzi, oh, venite qua! In questo posto si stanno perdendo le tradizioni! Altro che musica sarda! Adesso sentite questo pezzo che ho messo l'altro giorno su Facebook!
Dai, ti prende mano. Ma è proprio necessario. Almeno credo necessario. Lontano. È pericoloso. No, non ha malattia. Dietro, in piedi, non dura molto, è un inferno breve. Erano di un quarto È meglio dietro che così laterali. Signori, è meglio da dietro, c'è dello spazio. Dopo c'è il purgatorio, non il paradiso. Il Se ci vado con questa cosa domani, bisogna convincere la gente. Però non ho capito. Forse tutti quasi non ti ricorda cosa lo faccio con Oh! Sveglia! Oh! Schida! Sveglia! Oh! Sveglia! Svegliati! Sveglia! Sveglia! Oh! Oh, i vecchietti! Dove saremmo? All'inferno siamo! Cosa vi avevo detto? Avevo ragione. All'inferno, all'inferno. E se i draghetti ci fanno i dispetti, e se i dispetti ci fanno i draghetti, e se i draghetti si fanno i funghetti. Ah? Ma che funghetti? Questo è l'inferno! Inferno! Beh, fuori i soldi, dai! Allora, siamo all'inferno e dobbiamo anche pagare. Certo, ma lo sai che posto è questo? No. È un posto esclusivo! Ma lo sai chi c'è passato qua? No. E lo sai chi c'è ancora? Lo vuoi sapere? Dillo. Lo vuoi sapere? Dillo. E non lo vedi Michael Jackson lì in fondo? Alla D'Angelo, mi. Di quello. Lupo Luccio, non lo vedi? È quello, e non è Shakespeare. Sandra Mondaini. Qua di fronte. Qua di fronte c'è Eleonora d'Arborea. Un momento, forse hai ragione. Sebastiano, c'è tu per le patate. Mario! Cosa vi avevo detto? Ci sono
siamo proprio tutti. Alla Nata Fanti! Oh, lo vedete? Oh, alla lì chi c'è? Alla Donna Antonella! Certo che c'è. Fuori soldi! Ma quali soldi? Non lo conoscete il detto che dice vuol sico sicolà che ciò che ti piace, che siccome lo vuoi, che non si può più dimandare? Vuol sico sicolà che ciò che vuoi da quanto ci piace, che non si può più dimandare. Vuol sico sicolà che ciò che ti piace, da quanto ti piace, perché lo vuoi, da come lo vuoi, da quanto lo vuoi, che non si può più dimandare. Noi soldi a voi, non ve ne diamo. Ma dove hai studiato? A Pompo hai studiato. Andiamo. Cosa ci fate qui? Cioè, cosa volete da noi? Noi siamo qui per farvi soffrire con delle pene cattivissime! Siete immersi fino alle ginocchia nella merda! Respirate, lombrichi scaduti! Strappatevi le palpebre! Ingoierete gorgonzola scaduta! Defeccherete dalla bocca! Infilzatevi gli aghi infuocati negli occhi! Strappatevi il pisello!
Ha ragione! È possessato dal demonio! Oddio, è vero, io so riconoscere una possessione demoniaca, il demonio! Va bene, figli, ci crediamo, però smettila di scorreggiare! Ma io te ne mal di pancia! Questa è la marcia infernale! Ma che sono fatti dall'inferno? Sì! Eh sì, l'inferno della terza che si Oh, non lo so! E chi le allena? Oh, non lo so!
Eh sì, hai proprio ragione. Mi sa che andiamo a casa e ci facciamo una bella nanna. Aio, secondo Da qui non passa nessuno! Abbiamo lo sputino al mare! Abbiamo lo sputino al petroletta! Sì, lo spedaletto è là, lo spedaletto! Lo sputino! Silenzio! Prima di tutto, voi non avete ancora pagato. E secondo, ci vediamo tutti quanti domani alle 18 in Piazza dei Balli o Parte so Sballoso per chi lo vuole sentire in sardo, per andare tutti insieme al Purgatorio. E adesso musica! Dopo 8 anni loro hanno iniziato a imparare qualcosa di teatro. Voi sugli applausi quest'anno con 2 indicazioni qualcosa siete... Domani saprete fare di meglio. Anche, vi ho richiamato anche perché mi sono dimenticato 2 ringraziamenti fondamentali. Uno è per i padroni della casa Urasgallo che ci hanno permesso anche questa volta di usare quella bellissima facciata, e anche Sebastiano Salaris che è chi gestisce il campo, che da 8 anni ha creato un luogo che è un teatro, che è un dono di Dio. Quindi un applauso. Alle 18 in Piazza dei Balli. Se domani fa 2 gocce, non spaventatevi, non è pioggia acida, ok? Quindi non fa male. Alle 18 in Piazza dei Balli, parte da lì lo spettacolo e poi si andrà in Purgatorio. Buona serata a tutti e buon festival.